Lei è aumentata la bolletta, ha visto un cambiamento? Certo, nella Di bolletta quanto? della luce quasi raddoppiata. Quanto pagava prima, si può dire? Pagavo sui 45, adesso pago quasi 90. Un negozio così abbiamo una bolletta solitamente sui 200 euro. Adesso siamo passati a 400, 500 e anche 600 euro. Cioè, quindi triplicata la bolletta, tutto diventa ingestibile. 200 euro se passati a 430 di gas. Visibili nero su bianco i rincari di luce e gas nelle bollette dei cittadini e ora con il taglio delle forniture proprio di gas del 15% dalla Russia all'Italia i prezzi sono destinati nei prossimi mesi ad aumentare. Alle famiglie si chiede di rivedere i propri consumi limitando l'uso dei condizionatori in estate e in vista dell'inverno abbassando di qualche grado la temperatura interna alle abitazioni. C'è chi pensa poi a soluzioni alternative. Noi stiamo cercando di pensare, ipotizzare a situazioni alternative a casa, installazione di pannelli fotovoltaici, cose di questo genere. Ci stiamo orientando verso consumi di altro tipo. Sacrifici più o meno grandi, difficili da applicare però negli esercizi pubblici. Non possiamo ospitare i clienti in locali dove fa caldo in estate o freddo in inverno e non possiamo spegnere le celle frigorifere, spiega il presidente di Veneto Imprese Unite. Non può esserci una vera indicazione in tal senso che sia favorevole ai ristoranti e ai bar, perché appunto è un luogo di svago e lo svago finisce nel momento in cui si vive in situazioni di disagio. Quindi penso che non sia auspicabile e comunque qualora arrivassero da parte del governo indicazioni in tal senso sicuramente ci muoveremo per tempo per cercare una soluzione alternativa. E facendo la spesa è presto quantificabile anche l'aumento di altri beni. Sono aumentati i generi alimentari, questo è un paese che sta andando così a vuoto. Materie prime che costano troppo o che addirittura non si trovano, come è accaduto nei giorni scorsi con lo sciopero dei pescherecci. Molti ristoranti hanno dovuto tenere chiuso diversi giorni o rivedere il proprio menù, magari un ristorante storico di pesce si è trovato a dover usare tagli di carne pur di riuscire a portare a casa qualche centinaia di euro. Adesso iniziano ad arrivare molti turisti stranieri e molto spesso è difficile far capire che appunto non tutto il menù normalmente disponibile è oggi effettivamente a disposizione loro.